Promuovere la donazione del sangue con il sorriso. L'iniziativa Il riso fa buon sangue si è svolta presso la sede dell'Avis di Siracusa. Insomma, il riso fa buon sangue e di sangue ce n'è bisogno qui all'Avis. Sì, di sangue ce n'è sempre bisogno, anche se i risultati dello scorso anno sono stati abbastanza lusinghieri, ma quest'anno invece abbiamo notato nel primo trimestre un leggero calo, ma dovuto anche al nuovo decreto del ministro Lorenzin che ci fa escludere parecchi donatori, cioè chi è nato in Sud America e anche da 40 anni che è qui, e noi abbiamo avuto dei donatori che sono vecchi donatori da 20-25 anni che donano, gente con 50-60 donazioni di sangue, l'abbiamo dovuto escludere perché il decreto prevede così. A proposito di riso, insomma, è una pietanza che, come si diceva prima, insomma, risale a un bel po' di tempo fa. Sì, noi come Istituto Alberghiero di Siracusa Federico II abbiamo accettato questo invito dal Presidente proprio per sposare questo binomio con il riso fa buon sangue. Stiamo effettuando il servizio con i nostri alunni per effettuare appunto tutto il servizio che può essere utile durante la serata. E il binomio appunto del nostro istituto è sempre presente, diciamo, nel territorio, cercando di in qualche modo di rappresentare, diciamo, l'ospitalità nella nostra provincia. Dottore, ovviamente si parla di pietanza, si parla del riso, ma si parla anche del buon umore e che fa sangue in qualche modo. Sicuramente sì, è una lodevole iniziativa dell'Avis, soprattutto per gli aspetti di natura associativa. Il donatore di sangue vive la propria esperienza in maniera estremamente individuale e occasionale rispetto all'evento donazione. Questo spero che possa essere l'inizio o una delle fasi iniziali di una nuova fase più socializzante, di maggiore presenza dell'Avis sul territorio. Spero che queste iniziative possa poi avere il conforto della partecipazione grande dei donatori, anziché ovviamente vivere solo, singolarmente e personalisticamente la donazione.